Siamo nel vivo del progetto Stimulart con percorsi dedicati sia alle imprese culturali e creative o anche ad associazioni che intendono trasformarsi in impresa culturale e creativa, sia anche con un percorso parallelo dedicato alla pubblica amministrazione. Infatti alcuni dipendenti comunali sono stati coinvolti in un percorso di formazione per far sì di essere in grado di parlare lo stesso linguaggio dell'impresa. Questo proprio con l'obiettivo di creare sinergia per uno sviluppo futuro della nostra città che veda parallelamente all'opera sia l'amministrazione comunale con i propri funzionari, con i propri uffici, con i propri servizi, che l'impresa, in questo caso specificatamente culturale e creativa.